Ecco i 5 forti più belli del Veneto. 5 panorami incredibili con itinerari a piedi. 5 storie da raccontare. 5 posti meno conosciuti, un po' segreti. Un altopiano che sa stupire passo dopo passo in una natura incredibile, piena di scenari da esplorare, perfetti per un giorno all'aria aperta. Ciao da Chris e benvenuti in questo canale. Oggi vi porterò a scoprire 5 itinerari con indicazioni complete per esplorare in un altopiano dei 7 comuni testimonianze della Grande Guerra. Andremo a vedere 5 forti che vi metteranno i brividi, ma non c'è tempo da perdere. Gambe in spalla, andiamo! Forte Campolongo. Ci troviamo nel comune di Rozzo, sull'altopiano dei 7 comuni, in provincia di Vicenza. La partenza del nostro itinerario inizia dal rifugio Campolongo. Qui sotto vi lascio le coordinate per l'ampio parcheggio dove è possibile lasciare l'auto. L'inizio del nostro sentiero si trova proprio in questo parcheggio. È il numero 810, ben segnalato già da qui. Per strada ci fermeremo in una voragine incredibile, la caverna dello Chasson. In pochi minuti dal rifugio Campolongo si arriva in questo luogo un po' pauroso, ma sicuramente magico. È parte delle sorprese di un altopiano che mi stupisce continuamente. È una grotta nera e buia che sprofonda nelle viscere della terra. Se l'avesse vista Jules Verne, ne sarebbe stato ispirato per uno dei suoi racconti come Un viaggio al centro della Terra, magari dal titolo Un viaggio nelle viscere dell'altopiano dei 7 comuni. Ma noi siamo qui per vedere lo spettacolare Forte Campolongo. Il sentiero prosegue in salita tra le scalinate e le rocce carsiche che formano un canyon e passaggi suggestivi in un bosco che mi fa sentire accolto. Benvenuto. E dopo circa 50 minuti dal rifugio Campolongo si arriva all'entrata del forte. Ci troviamo a 1720 metri d'altitudine, sulla sommità dell'omonimo monte che si eleva sul fianco destro della Val d'Astico. Il Forte Campolongo è stata una fortezza militare costruita a difesa del confine italiano contro l'impero austro-ungarico. Qui siamo lungo la linea di confine che attualmente si può collocare tra la provincia di Vicenza e il Trentino. Il forte si trova nel comune di Rozzo e si affaccia con pareti a picco, ma davvero a picco, sulla sottostante Val d'Assa. Qui è stato recentemente restaurato grazie a un progetto che si chiama l'Ecomuseo della Grande Guerra delle Prealpi Vicentine. La nostra seconda destinazione è lo spettacolare Forte Corbin. Si trova a Tresché Conca, provincia di Vicenza. Ho deciso di parcheggiare l'auto all'inizio della stradina asfaltata che porta al forte, soprattutto per i bei panorami che offre durante il percorso. Forte Corbin è l'unico forte che è raggiungibile anche in auto. Qui sotto vi lascio le coordinate del parcheggio. Questo forte è privato e l'ingresso è a pagamento. Allora, questi pilastrini ben fatti, vedete, reggevano una lunga ringhiera per proteggere tutto il camminamento. Sono davvero belli per essere utilizzati in un forte. Pezzi di cose davvero raffinate in un posto dove si faceva la guerra. Questo, secondo me, è uno strano contrasto ed è il primo che incontro in questo forte. Il forte era costruito in uno spuntone di roccia che dominava l'intera Val d'Astico. Infatti, questa valle metteva in comunicazione i due stati contrapposti, il Regno d'Italia da una parte e l'impero austro-ungarico dall'altra. Vedete, da qui i militari riuscivano a controllare tutta la valle, da nord
a sud. Insomma, era un punto di vista panoramico d'eccellenza importantissimo durante l'intero svolgimento della Prima Guerra Mondiale. Guardate la grandezza di questo forno, è impressionante. Qui ci facevano il pane per circa 200 persone, cioè i soldati che si trovavano principalmente nel forte. Gli anziani di Tresca e Conca dicono che nel periodo della guerra questo forno dava pane anche alle persone bisognose nei villaggi qui sotto. Forte Corbin è stato occupato dagli austriaci per circa 30 giorni, nel mese di giugno del 1916. Durante la Strafexpedition, e durante quel tempo hanno deciso di rompere il pavimento per creare un tunnel che arrivava fino a un osservatorio, sacrificando così questa bellissima cucina. Questo avvallamento vicino al forte non è naturale, ma è stato causato da una bomba austro-ungarica che sbagliò di pochissimo il tiro. Qualche metro più in là e sarebbe stato un disastro. Era un proiettile da 380 mm che pesava 750 kg. Forte Verena. L'itinerario parte di fronte a Malga Campovecchio. Se non trovate parcheggio qui, vicino c'è il rifugio Verenetta con un ampio piazzale dove lasciare l'auto. Seguiremo il sentiero CAI 820 che ci porterà prima a Malga Verena per poi arrivare fino al forte. In circa 40 minuti si arriva a questo bivio. A sinistra si va direttamente al forte, mentre io proseguo per Malga Verena. A 150 metri da questa malga, sulla sinistra, si trova questo cartello. Io seguo il sentiero 820 che sale per uno spettacolare bosco. È importante seguire i segnali che indicano il sentiero. Se vi sembra di averlo perso, un consiglio è quello di tornare nei vostri passi e riprendere da dove l'avevate lasciato. Questa accortezza vi può salvare da chilometri di strada o addirittura dal perdervi. Dopo aver intercettato la strada carrabile, in pochi minuti si arriva a Forte Verena. Il Forte Verena era considerato dagli austro-ungarici il dominatore dell'altopiano. E si può capire perché, guardate dove ci troviamo. Infatti la sua posizione a 2015 metri è decisamente sopra tutti gli altri forti e permette una vista a 360 gradi tra gli altopiani di Asiago, Vezzena e il Lavarone. Alle 3:55 del 24 maggio 1915 dal Forte Verena partirono i primi colpi di cannone da parte dell'Italia che decretarono l'entrata in guerra dell'esercito italiano. Il 12 giugno 1915 il forte fu colpito e distrutto da un proiettile Skoda da 305 mm, penetrando nella struttura e esplose al suo interno. Questo ne decretò la fine. Forte interrotto. Ci troviamo a Camporovere, frazione di Roana, provincia di Vicenza. Il parcheggio per questo itinerario si trova a poca distanza dalla chiesa di Camporovere, lungo via 19 maggio. Qui vi lascio le coordinate GPS. Dal parcheggio si sale verso la chiesa e poi, arrivati, da lì si svolta a destra e subito dopo a sinistra per via Monte Interrotto. Durante il sentiero si può proseguire per la mulattiera, oppure ci sono diverse scorciatoie che si possono vedere, cioè che tagliano il tornante in mezzo al bosco con questi colori. Io preferisco qui. Siccome in mezzo a questa natura mi sento ispirato, Giuseppe Ungaretti paragona nel suo libro I soldati la condizione delle foglie a quella fragile e inquieta dei soldati della trincea, descrivendo in poche parole
il legame indissolubile fra l'autunno e la condizione umana. Si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie. Dopo la salita siamo arrivati al Forte Interrotto. Il tempo si sta un po' guastando, però abbiamo ancora del sole. Questo forte fu costruito antecedentemente al primo conflitto della guerra mondiale, ma fu direttamente coinvolto nelle vicende belliche e fu anche pesantemente danneggiato, ma ora è ristrutturato ed è veramente bello da visitare. È una delle più importanti opere di recupero della prima guerra mondiale e trovarmi qui adesso a visitarlo così con questa atmosfera è davvero emozionante. Eccoci, siamo all'interno del forte che sorge ad una quota di 1392 metri e qui nacque come robusta caserma difensiva su un progetto di architettura militare che ricalcava ancora i canoni del tardo Medioevo, in un tempo in cui, circa nel 1880, le esigenze belliche sì stavano progredendo, ma erano diverse da oggi e infatti lo vediamo anche come è stato costruito e le feritoie che si trovano in ogni lato per sparare al nemico. Visitare Forte Interrotto è un viaggio nel tempo in un posto unico al mondo. Forte Lisser. Ci troviamo ad Enego, sull'altopiano dei 7 comuni in provincia di Vicenza. Eccoci ragazzi, allora l'itinerario parte da qui, da Casara Tombal. Qui c'è un parcheggio dove potete lasciare l'auto e subito dopo, sulla sinistra, c'è anche, intanto guardate che vista, c'è anche un cartello qui che indica la via per arrivare a Forte Lisser. Ecco, questi sono gli orari d'apertura. Per arrivare al forte ci impiegheremo circa 1 ora e mezza. Subito si incontra un bel boschetto che sembra come una tenda del palcoscenico del grande spettacolo della vista che si gode da qui. Differente dagli altri forti, qui le colline sono dolci e permettono una vista a 360 gradi tutto intorno. È uno spettacolo bellissimo. E intanto eccolo, il leone dell'altopiano, Forte Lisser. Il forte fu costruito tra la fine del 1911 e il 1914. L'opera faceva parte dello sbarramento Brenta-Cismon ed aveva il compito di chiudere l'accesso alla Valsugana orientale in caso di attacco nemico. Tuttavia, la distanza dal fronte, come i dirimpettai fronte Cimalan e fronte Cimacampo, all'inizio del conflitto, fu in parte disarmato. Ma nel maggio 1916 fu parzialmente riarmato con delle batterie posizionate all'esterno dell'opera. Il 2 giugno 1916 le batterie del forte, 2 cupole erano ancora armate al tempo, aprirono il fuoco contro le truppe imperiali. I tiri troppo corti colpirono però le linee italiane. Tra le fortezze italiane costruite sull'altopiano dei 7 comuni si trattava dell'opera corazzata più moderna, ma seppur non entrò mai praticamente in guerra, sia a causa della distruzione italiana a seguito della ritirata, sia al fatto che successivamente fu utilizzato dagli abitanti del posto come cavo di pietra, come per la costruzione del campanile di Enego. Ecco, siamo arrivati alla fine di questo itinerario. Se vi è piaciuto, seguimi, lascia un commento, fammi sapere che ci sei.